Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati a bomba in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere velocemente ma anche un po' con calma una partita che è stata giocata recentemente online tra un giocatore da 2400 e passa punti elo, online ovviamente, e col nero ovviamente il campione del mondo che sul sito CES24 ha 3200 e passa punti elo. Andiamo a vedere com'è andata la partita. E4, una mossa che spesso Carlsen gioca online è D5. D5 è difesa scandina, ma questa difesa secondo me è sottovalutata e ha vari vantaggi. Questa è ottima soprattutto per chi non vuole sbattersi a studiare tutte le linee d'apertura, perché dopo la cattura o si dà un altro sacrificio di pedone per andare in vantaggio di sviluppo se si vuole giocare in modo aggressivo, o più tranquillamente la mossa di default è donna d5. Ora è vero che questa donna d5 è al centro scacchiera ed è facilmente attaccabile dal bianco ed è così che va in partita, ma è anche vero che questa donna adesso ha varie possibilità di ritirata. Le più famose sono donna 5, dove in a5 è abbastanza al sicuro, donna d6, altra mossa interessante, donna d8. Queste sono le tre ritirate in questo tipo di posizione. Spesso, ancora una volta, chi non vuole studiare le aperture e avere beghe gioca donna d8, chi si è visto, ok, ho perso un tempo in apertura, però adesso si gioca a scacchi, cioè si esce fuori dalla teoria senza che il mio avversario conosca tutte le linee, quindi è interessante. Carlsen decide di ritirare la donna in d6, viene giocato d4 e a questo punto il nero deve continuare il proprio sviluppo. Cavallo f6 aiutando a controllare la casa d5 insieme alla donna e controllare la casa e4. Cavallo f3, questo cavallo ha in futuro un bel buco anche lui, quindi come vedi l'inizio partita è tutto sul controllo delle case centrali. A6, io credo che vedere giocare un campione in una partita blitz a 3 minuti è molto istruttivo, perché riusciamo a vedere quali sono le mosse istintive che fanno senza ragionarci. A6 è una mossa che probabilmente in una partita standard non avrebbe mai giocato e probabilmente neanche in una difesa scandina o in una partita standard, ma è molto interessante. A6 con l'idea di controllare la casa b5, onde evitare che il cavallo in un futuro possa minacciare sia l'attacco doppio su c7 che la donna, quindi è un'ottima mossa. H3 idem, stesso discorso fa il bianco, vuole evitare che il nero vada qui con l'alfiere. B5, mossa con duplice funzione, quella di spingere ulteriormente il pedone in B4, infastidire il cavallo e mettere l'alfiere campochiaro in fianchetto. A3, qui il bianco si para sull'avanzata del pedone, anche se è sempre possibile in futuro. Alfiere b7, controllando al massimo le case centrali. Alfiere d2, il bianco cerca di terminare lo sviluppo e adesso Carlsen dice ok, questo alfiere l'ho sviluppato, adesso manca questo qui. Come faccio? Ovviamente aprendo e6. Si potrebbe aprire anche il fianchetto, ma generalmente quando si ha un alfiere in fianchetto l'altro non lo è. Poi per carità ci sono anche le posizioni del doppio fianchetto, però generalmente diciamo che si gioca in questo modo, arco corto. Poi nei principi generali nei scacchi è sempre molto difficile perché bisogna calarsi sempre in ogni singola posizione, quindi si continua lo sviluppo. Alfiere 3 perché il bianco vuole assolutamente sostenere questo pedone che finché c'è il cavallo in c3 non può essere sostenuto a sua volta da un pedone, quindi è importante ora controllare questo pedone che sembra quasi avere le caratteristiche di un pedone isolato poiché non è sostenuto da suoi altri pedoni, quindi qui il nero sicuramente come strategia avrà quella di attaccare questo pedone mettendoci in futuro qualche torre e facendo manovre di questo tipo. Arco corto anche per il campione del mondo e adesso cavallo e5. Questa casa ovviamente è in mano del bianco, quindi il bianco se la prende ed è ovviamente una mossa molto forte. Bisogna completare lo sviluppo. Chi è che è rimasto a casa? Il cavallo. Ricordatevi sempre ragazzi, prima di formulare piani di attacco e strategie e cose varie, completate lo sviluppo, giocate con tutti i vostri pezzi, altrimenti è come avere un esercito di 500 persone e andare all'attacco solo con 200.
E gli altri 300? E poi, perché abbiamo perso la battaglia? Perché 300 non stavano combattendo. 300, numero a caso. Comunque, cavallo B di 7, F4, F4, una mossa carina, ma. L'arrocco del bianco è già, diciamo, compromesso, anche se una spinta di pedone non compromette nulla. Due spinte di pedoni creano debolezze, indeboliscono le diagonali e creano buchi. Ora questo buco su E4 è totalmente nelle mani del nero, che anche qui potrà sfruttarlo in futuro. È anche vero che ora questo cavallo è super difeso, è anche vero. C5 viene giocata. Come dicevamo, lo scopo del nero è quello di fare massima pressione su questo pedone centrale e il bianco gioca donna di 2. Carlsen durante la partita aveva pensato, dopo una cattura di questo tipo, di giocare eventualmente anche donna C7 o più semplicemente cavallo per donna di 6, alfiere di 6, torre in D1, alfiere in E7 e la partita continuava tranquillamente in questo modo. Ma abbiamo detto che dopo C5 viene giocata donna D2, ovviamente l'idea è quella di aumentare la pressione sulla colonna D, idem, aumentiamo la pressione e ora ovviamente, dato che ci sono le torri che fanno fuoco sulla colonna D, e solitamente cosa vuole giusto togliere le donne, onde evitare che quando si apriranno le linee, ed è molto semplice aprire le linee, basta una cattura di pedone, che le donne si trovano sotto assedio da parte delle torri, quindi donna G7, ottima mossa. E la stessa cosa fa il bianco, quindi il bianco toglie la donna dalla colonna D. Mi sai dire perché questa mossa è sbagliata? C'è un piccolissimo tatticismo che può fare il nero. Vediamo se la vedi, ti lascio una decina di secondi per vederla. Ok, la mossa che viene giocata dal nero è B4, mossa aggressiva, minaccia il cavallo di andarsene, dopo A per B4, C per B4, questo cavallo è costretto ad andarsene via, va in B1 e adesso ovviamente la donna nera si può pappare a gratis questo pedone in C2. Qui Carlsen inizia a bere, contento di avere una posizione di vantaggio, si rilassa un attimino, torre di 2 minacciando la donna e, credendo di avere in pugno la partita, donna E4 con subito minaccia di matto. Peccato che il bianco può rispondere. Cosa rispondi qui con il bianco? In che modo si può punire questa svista di donna in E4? Con alfiere F3. Things are... No. Si protegge la casa dal matto, ulteriormente c'è anche la torre, ma non solo si minaccia la donna, non solo si minaccia l'alfiere, non solo questa donna nera non ha dove andare. Dopo per esempio F5, dopo G4, la donna nera comunque non ha case dove andare. Quindi praticamente siamo in pieno mediogioco, alla 19ª mossa Carlsen perde la regina. Abbandona? Ma va, il campione del mondo non abbandona, soprattutto in una partita blitz, decide di sacrificare la donna per avere un minimo di iniziativa. Alfiere per E4, cavallo per E4, cattura e cattura. Ci ritroviamo davanti a questa posizione. Facciamo un po' il calcolo dei pezzi, abbiamo un alfiere e un alfiere, una torre, un pezzo leggero con un pezzo leggero. Diciamo che il vantaggio che ha il bianco è quello di avere una donna in cambio di una torre, che è assolutamente un vantaggio, però non è questo mega super vantaggio come vogliono farci credere. A 5 c'è bisogno di... L'unica, secondo me, soluzione per il nero è quello di riuscire a portare a promozione uno di questi due pedoni. B3 per evitare spinte di questo tipo e creare un bellissimo avamposto per questo cavallo. Dopo che il cavallo bianco sarà andato in C4, buonanotte a tutti. Alfiere D5 per minacciare questo pedone e, come dicevamo, cavallo C4 molto ma molto forte. Peccato che c'è A4 per andare a minare la base che sorregge questo cavallo. Donna B1, cattura.
Ok, questo cavallo è protetto dalla donna, ma è anche vero che questo cavallo è inchiodato, poiché l'alfiere attacca anche a raggi X la donna. Torre C8, aumentando la pressione, adesso ci sono 2 attaccanti su questo punto e un solo difensore. Il bianco deve portare un altro difensore, quindi 2 difensori e 2 attaccanti. Bisogna aumentare ancora di più la pressione per riuscire a creare qualche risorsa tattica. Torre C6 con l'idea di raddoppiare e portare 3 attaccanti su questo punto. Ovviamente il cavallo non può mai spostarsi a questa posizione. E adesso blanderata da parte del bianco che gioca donna 4 con l'idea è: se tu mi catturi il cavallo io ti catturo la torre. Peccato che il cavallo io te lo posso catturare anche con la torre. Queste sono cose psicologiche che succedono a tutti all'interno delle partite live, soprattutto nelle blitz, soprattutto se hai il cuore che ti batte a 1000 perché sai di star vincendo contro il campione del mondo di scacchi, quindi inizi a giocare in modo strano, passivo. Questo è quello che succede sempre, a me succede tantissimo, inizio a giocare in modo passivo quando sono in vantaggio di tantissimo e poi la partita si ribalta. Torre per C4, torre per C4, alfiere per C4, wow! Ora sì, scusatemi, che la posizione si fa veramente, veramente interessante. Alfiere per D2, non c'è modo a quanto pare di impedire che il bianco si pappi questo pedone. Alfiere D5, mossa molto importante. Ti faccio notare una cosa che faccio notare sempre anche agli studenti dell'accademia: guarda come i gran maestri cercano sempre di mettere i propri pezzi in un modo che siano protetti tra di loro. Cioè, questo alfiere in D5 qui è in una botte di ferro, in primis perché qui c'è un avamposto. Il bianco non ha un alfiere campochiaro, quindi non potrà mai attaccarlo, e cercano di non tenere mai i pezzi sospesi. Ora questo pezzo qui è sospeso e questo pezzo andrà migliorato, però questa è una cosa molto importante. Alfiere per B4 e ora non c'è modo anche qui per impedire lo scambio dei pezzi. Tac tac, il bianco ovviamente vuole cambiare i pezzi poiché avendo la regina si sente in vantaggio e pensa di poter avere dei buoni benefici. H6, ok, creiamoci un rifugio per il re, non si sa mai perché dopo che andremo via con la torre non vorremmo mai beccarci un matto di questo tipo in B8. Re in F2, torre C8, G4, torre C2 scacco, re in E3. Ok, come si continua qui? C'è bisogno di andare a dare fastidio a questi pedoni. Ricordati, altra cosa importante, che le torri sono molto brave a dar fastidio da dietro i pedoni, non attaccateli mai da davanti. Le torri sono brave da dietro e lateralmente, poiché da dietro e lateralmente i pedoni sono deboli. Di fronte purtroppo sono forti perché si possono difendere a vicenda. Torre H2, donna in B8 scacco, questi sono quelli che io chiamo gli scacchi della speranza. Re in H7, donna in B1 scacco e ora G6. L'idea ovviamente del bianco è quello di indebolire la struttura pedonale dell'arrocco, infatti il nero è stato praticamente costretto a spingere il pedone poiché su questa roba qui ci possono essere perpetui, scacchi perpetui che portano poi al pareggio. Quindi torniamo invece alla nostra posizione, viene giocata G6. Su G6 donna F1 con l'idea di attaccare il punto F7 e adesso re in G8. Re in G8 poiché re G7 avrebbe portato la possibilità di rompere le scatole ulteriormente, quindi re G8 viene giocata. Su re G8 donna F6 comunque, però ora torre intanto si pappa un altro pedone con scacco, il re va in D2 e adesso torre F3, questa torre sorretta dall'alfiere attacca la donna che si deve togliere da quel punto veramente molto fastidioso. Donna in D8, re G7, ora la donna non ha più questa entrata poiché è protetta dalla torre. Donna in E7, la donna rimane in agguato qui. Torre F4, la torre controlla sempre questa casa e fa un attacco doppio sui pedoni. G5 sembra una buona mossa, ma crea un pedone passato che è libero per diventare donna e guarda la fortuna delle fortune, la casa di promozione è anche già sorretta dall'alfiere, quindi posizione da sogno, la posizione si è ribaltata e il nero ora ad essere assolutamente in vantaggio.
La partita continua con donna in A3, la donna cerca di andare un pochettino in aiuto, torre per D4, il bianco perde un altro pedone, re C2 e adesso H4. Donna in E7, l'idea è sempre quella di rompere le scatole perché adesso non c'è più la torre che controlla a questo punto, torre F4, importantissimo. Ti faccio vedere perché è importantissimo tenere questo punto. Guarda che cosa sarebbe accaduto se il nero avesse continuato a giocare questo. H3. Guarda, donna F6 scacco, c'è possibilità di perpetui a seguito di re G7. Se re in H7, guarda un po' cosa c'è, donna in F8. La donna ha possibilità di andare sia in H6 che di romperti le scatole qui. Torre F4 per tenere questo punto, però non impedisce, abbiamo detto, donna H6, re G8, si pappa il pedone che andava a promozione. Quindi è importantissimo pensare anche alla difesa. Torre F4, importante. Segue donna C5, H3, donna in E3, con l'idea di dire ok, io mi pappo la torre. Peccato che sì, te la puoi pappare la torre, ti puoi pappare anche questo pedone con attacco doppio, ma se io ti gioco H2 tu ti pappi la torre e va così la partita e io vado a promozione. Su questa mossa segue donna F6 scacco, re H7, così non ci sono cose troppo particolari. Peccato che qui il bianco gioca donna D8, poteva catturare. Ecco, questa mossa forse non sarebbe stata particolarmente bella, per nulla, però praticamente il bianco gioca donna D8 e niente, finisce la partita, finisce per tempo. Sì, in effetti con questa qui si avrebbe avuto probabilmente una bella ripetizione di mosse di questo tipo e il bianco si sarebbe riuscito a portare a casa una bella patta contro il campione del mondo. Ma il bello delle partite blitz o il brutto sono anche queste sviste, quindi va bene. Spero che la partita di oggi come al solito vi sia piaciuta, vi invito come al solito a lasciare un like, un commento, iscrivetevi che stiamo raggiungendo i 100.000 iscritti e ragazzi, a febbraio esce il corso più atteso di tutta l'accademia, che è il corso di Alessio, dalla durata e passa di 10 ore, dove commenta nei minimi dettagli le sue partite giocate ovviamente contro giocatori più deboli di lui, per capire che cosa deve pensare nella propria mente un giocatore di livello ovviamente magistrale. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!